affrontato con un vero problema, e il furto di biciclette viene affrontato dalle polizie estere, non quelle anglosassoni, con la dignità di tutti gli altri reati. E all'estero fanno un sacco di cose bellissime che sono le stesse che adesso ho scoperto fanno a Verona, e quindi sono molto contento che ci sia almeno un'esperienza in Italia. In più, non so se lo fanno anche a Verona, in Inghilterra, in Australia, negli Stati Uniti, in Singapore, è la polizia che fa le campagne per l'etichettatura e la corretta chiusura delle biciclette presso il pubblico. In più fanno una cosa che è quella di avere un contatto diretto anche con le università e le scuole superiori. È chiaro che nel mondo anglosassone ci sono i college, sono delle vere e proprie città, però c'è questa cosa che secondo me Fiat potrebbe farsi carico di proporre anche alle scuole superiori e università in Italia, che c'è questa attività di mobility management dentro alle scuole superiori e università, che comprende anche diciamo, le soluzioni ai problemi del furto. Nel materiale che avevo mandato a Fabri c'era le cose che fanno all'estero, quindi dentro i college, non ce l'abbiamo in college, però dentro i college fanno i parcheggi sicuri, hanno un contatto diretto con la polizia, hanno le zone sorvegliate, tutte queste belle cose qui. Qualcosa credo con le scuole possiamo fare, perché ho scoperto che anche a Forlì, al liceo classico, è vietato, con mia grande sorpresa, mettere le biciclette nel cortile della scuola. Spero che Fiat Forlì faccia qualcosa, perché è una cosa molto sbagliata, siccome in questi giorni è girata anche in rete tutte queste notizie qua nel gruppo tecnico di Fiat, queste scuole che impediscono di parcheggiare le biciclette all'interno. Qualcosa su questo dobbiamo, credo, fare. L'altra cosa che ho proposto alla Fiat di Forlì, non so se anche la Fiat nazionale è interessata a promuoverla, era di presentare sia il pieghevole che un po' diciamo, di istruzione sul ritiro della bicicletta nei negozi di biciclette